il grande, saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Come sempre gli applausi, l'abbraccio forte forte al... cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo di tutto, abbiamo delle invasioni di campo, fantastico. Questa radio è sempre piena di sorprese, non è una sorpresa invece, perché non è una sorpresa la temperatura interna, decisa dalla Commissione Ambiente, la commissione Mario Draghi. Vi ricordate? Negli uffici pubblici non si può più di 25 gradi. Questo non è un ufficio pubblico, comunque siamo al di sotto dei 25, quindi siamo 24,3 gradi centigradi sopra lo zero. Questa è una decisione, devo dire, arbitraria della Commissione Tempo interna. Esternamente invece ve lo dico subito, prima però voglio ricordarvi che siamo sospesi, Francesco ed io, a 138,9 metri sopra il livello del mare, in simultanea quando sono scoccate le 12:41. L'abbraccio forte, 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 come sempre, la signora Carmela, Clotilde e Adriana Angela, che ci seguono, ma io so che ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, e poi naturalmente abbiamo la Radio DAB per seguirci ovunque voi siate, e soprattutto ovunque voi siate con l'applicazione, perché se siete in autobus, la Radio DAB sì, magari potete averla, ma sicuramente è più facile abbiate il cellulare con l'applicazione ci beccate dove volete e quando e come volete soprattutto. E poi il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, dove ogni notte che Dio manda in terra il sottoscritto pubblica la sinossi delle interviste che poi ascolterete nella seconda parte, vale a dire in oltre la pagina. 6,3 gradi centigradi invece esternamente sopra lo zero, 54% l'umidità, la pressione invece si attesta a 1031,7 millibar. Manca Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, saremo riconoscenti, e manca anche Twitch, il sito di ultima generazione, e anche YouTube. Cosa parleremo oggi? Interessante, perché se dico è il loco, Francesco, anche tu appassionato di calcio, chi è il loco? È un po' di anni fa, tu sei è il loco Bielsa, stava per allenare la Lazio, la tua dirimpettaia, la tua rivale dirimpettaia. Prima di Inzaghi, di Simone Inzaghi, Lotito aveva contattato il loco Bielsa, Marcelo Bielsa. Ma non parleremo di calcio, perché adesso c'è un altro loco, è un allenatore geniale che però ha avuto risultati controversi. Era un pollo di una delle famiglie, lo raccontavo anche la settimana scorsa, era un pollo di una delle famiglie più prestigiose d'Argentina. Un suo nonno mi sembra scritto la Costituzione argentina, sua sorella deve essere il maggior avvocato di Buenos Aires. Lui è un folle, vive in una magione principesca, si racconta che ogni tanto di notte lui sogna gli schemi, ha un campo di calcio, fa accendere le luci, chiama la moglie, chiama i maggiordomi, la servitù, senza voler offendere nessuno, e fa provare loro gli schemi in piena notte. E quel loco invece adesso è Xavier, no, non è Zanetti, Xavier Milei, che è di origine serba e calabrese, anche se le sue origini sono un po' controverse. Io ho letto addirittura che era di origine veneta. Invece su Wikipedia mi sembra serbo e calabrese. Xavier Milei, lo sapete, il presidente si è insediato alla fine del 2023, con, devo dire, molte perplessità, anche parlando in Italia, rimanendo in Italia, c'erano, diciamo, osservatori non certo simpatizzanti di Elly Schlein o Elena Schlein o di Ursula von der Leyen, quindi diciamo spostati abbastanza a destra, eccetera, che avevano qualche perplessità, perché c'era questa immagine con la motosega in campagna elettorale, un po' insomma scabrosa, potremmo dire. E invece Xavier Milei, e lo chiamavano appunto il loco, ecco perché tutto questo lungo cappello iniziale, questa pappardella iniziale, perché lui era il loco Milei, era proprio il suo soprannome. E invece
anche a costo di sacrifici, sta tagliando le spese e sta riportando in carreggiata l'Argentina. Pensate che l'Argentina aveva, ma poi ce lo dirà Maurizio Tortorella, che sarà il nostro primo ospite alle 13:35 per quanto riguarda oltre la pagina. Avevo anche scritto, pensate, che era arrivata l'inflazione a 260, 260, robe. Adesso invece è dimezzata, sempre molto alta, però la bilancia commerciale per la prima volta dopo 5 anni è in attivo, addirittura William Mahoney, della Banca Mondiale, che segue per la Banca Mondiale l'America Latina e i Caraibi, ha detto: "Non ci sono alternative ai progetti dell'attuale governo argentino per raggiungere l'equilibrio fiscale". E addirittura, la Voce punto info, che diciamo è un giornale economico è online, spostato a sinistra, ma roba seria però, come diceva Nereo Rocco, roba seria, ha detto che il piano di Milei funziona. Insomma, con Maurizio Tortorella andiamo a fare un po', una una chiacchierata, perché, oltretutto Milei rappresenta, questo che è un ritorno, diciamo, una risposta alla sinistra più estrema, alla sinistra della woke culture, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono segnali di, non più di resilienza, come va di moda dire, ma di opposizione vera e propria. Cioè non ne possiamo più di costoro, non ne possiamo più di quelli che vanno in piazza con la scusa di Ramì e poi devono solo fare violenze perché, si riporta dei carabinieri, dei poliziotti picchiati, che chiaramente è una notizia orrenda, ma magari io so che ci sono anche i danni alle vetture private, per esempio, alle vetture dei privati cittadini, e quei danni lì non li rifonda nessuno, a meno che uno non abbia quella costosissima, famosissima assicurazione, e non son neanche sicuro che quella li risarcisca, penso di sì. Ci sono importanti marchi, importanti aziende che avevano la commissione WOC. Ce n'era anche uno di un famoso whisky che a me piaceva tantissimo, un Bourbon del Tennessee, tra queste e altre hanno annunciato senza, tanto clamore. Alla chetichella han detto: "Quella commissione lì non tiriamo più fuori i soldi per la era la commissione interna che doveva decidere se, l'azienda si comportava nella maniera giusta". Pensate dove siamo arrivati negli Stati Uniti, no, poi quello che succede negli Stati Uniti qualche anno dopo succede anche in Europa. Quindi ecco, sta cambiando il vento, e Milei è sicuramente uno delle figure, nuove che stanno ottenendo maggiore attenzione e successo. Milei peraltro ultraliberista, pensate che nel suo programma inizialmente prevedeva anche la possibilità di vendere gli organi, poi ci ha ripensato, ha detto: "Vedremo più avanti". Quindi è anche, mi sembra sia, sostenitore dell'uso delle droghe, è un po' come Musk, sostiene l'uso delle droghe, sostiene l'aborto, quindi è un liberale libertario a 360 gradi. E in economia il suo nemico dichiarato è lo Stato, affamare la bestia era una locuzione nata ai tempi di Reagan, con Reagan e la Thatcher, funzionò, e con Milei sembra che stia funzionando. Reagan e Thatcher inizialmente, ehm come dire, provocarono dei danni, ai ceti più deboli, bisogna dirlo, ma poi alla fine il quadro generale migliorò. Chi, è un boomer come me si ricorderà che l'Inghilterra negli anni '70, il Regno Unito, era peggio dell'Italia, lo vedevi, lo percepivi quando c'erano anche i filmati dei telegiornali, vedevi le auto che giravano per strada, vedevi le strutture, insomma. Poi invece con la Thatcher, che a me comunque continua a non, io provo un'antipatia radicale e profonda per Margaret Thatcher, ma non sono così scemo da disconoscere il grandissimo valore che ha avuto per il suo paese, è stata, davvero, eccezionale, e anche Reagan idem.
erano gli Stati Uniti in disarmo e lui li ha portati in di nuovo in auge, insomma, in difficoltà erano, dopo l'amministrazione Carter. Ehm Andiamo tra l'altro anche Thatcher e Reagan, nonostante, avessero provocato anche sindacati in piazza, eccetera, dal punto di vista del consenso elettorale venivano premiati. E Milei l'ultimo sondaggio lo dà al 51%, quindi anche lui sembra seguire quel percorso. Poi con Matteo F ecco, parliamo di sinistra. Ne ho detto tutto il peggio possibile, vediamo invece con Matteo Fais quello che si può salvare del pensiero di sinistra, non tanto pensiero politico. Mentre Karl Marx è un vecchio arnese, questo è quello che scrive Matteo del dottonatore.it, ci sono, dei pensatori a cui possiamo attingere anche noi che non siamo sicuramente di sinistra, come Herbert Marcuse, uomo a una dimensione, una critica al consumismo che vale ancora oggi assolutamente. La società del benessere è trainata da tutta una serie di bisogni indotti a cui opporre un grande rifiuto. Poi dopo Marcuse, Michel Foucault, la microfisica del potere. Ehm, c'è, l'analisi di Foucault è molto interessante perché parla del senso orizzontale del potere, quindi, rompe lo schema classista che è tipico del marxismo, anche se considerato di sinistra. E poi abbiamo, anche, Sartre, assolutamente. Sartre è una per Matteo Feist è davvero un punto di riferimento, e poi anche la filosofia della libertà, o meglio della condanna della libertà, l'essere e il nulla. E poi Guy Debord che nel '67 scrisse La società, dello spettacolo, un'anticipazione dell'universo alienato che ci ritroviamo a vivere di questi giorni. Allora, questo è quello che vi aspetta in oltre la pagina. Io mi aspetto, se voi lo volete, anche i vostri interventi telefonici. Il numero è 02 92 94 722. Senti qua il rumore della carta. 340 670 9659 invece il servizio WhatsApp. Se volete attingervi, siamo a vostra disposizione. Poi avremo naturalmente anche i sondaggetti, perché chiaramente abbiamo i rilevamenti demoscopici e la musica per voi. E oggi, ehm mamma mia, la sincronicità junghiana, l'archetipo universale alla quale tutti partecipiamo, l'archetipo collettivo. Ho citato Sartre e sentirete, vi faremo ascoltare il brano "Some of This Day", in questo caso eseguita da Sophie Tucker, che è il brano che il protagonista della Nausea cita spesso durante il romanzo di Sartre. Poi vi faremo sentire un tuo, anche se tu non sei solo romano, sei anche romano, uno dei tuoi più grandi cittadini, per conto mio un gigante, Petrolini, Ettore Petrolini, che per me è proprio, cioè, ma da quando ero bambino, anche se lui poi è morto nel '36, però pensa, era comunque, in TV passavano vecchi spezzoni, era ancora famoso e conosciuto. Poi Gigi Proietti lo ha rilanciato negli anni '70, '80. Per me è un genio assoluto, assoluto. E ci sarà anche un baritono padovano, Renato Bruson, quindi musica piuttosto particolare. Direi di partire con genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 24° giorno di nevoso, ehm, che per tutti è un 13 di gennaio, un lunis, un lunedì 13 gennaio 20 o 25 2025, che dir si voglia.
Nel 1930, il 13 gennaio, venne pubblicata la prima striscia di Topolino, Mickey Mouse. E poi, sapete la leggenda, era povero come tutti i giovani Walt Disney, disegnava in una soffitta affittata e c'era sempre questo topo che saliva, non so, su una scala ad osservarlo. Che schifo, che schifo. Però vabbè, così era. E poi appunto il genetriaco di Ettore Pasquale Antonio Petrolini. Me ne fregio. Lui desiderava avere gli venisse riconosciuta una medaglia per lo spettacolo, credo una medaglia d'oro. Non o voleva avere un incarico, non ricordo bene, l'ho letto tempo fa. E il fascismo comunque lui non si era messo contro il fascismo, però non era certo un leccapiedi dei fascisti, no, quindi il fascismo non si fidava tanto, anche se lui si faceva i fatti suoi. Alla fine, so che, gli venne riconosciuta una medaglia e quando gliela puntarono lui disse credo sia stato non so se sia stato lo stesso Duce, ma non credo, comunque: "Me ne fregio!" Quindi, cioè, solo questo per far capire, la genialità di questo personaggio il suo Gastone è eterno ancora adesso, lo si può ascoltare. Poi abbiamo, un attore come Robert Stack, che fu protagonista di una serie di telefilm negli anni '60, anche '70, Gli Intoccabili. Lui comunque ha avuto una nomination, 0 Oscar. E poi un importante filosofo della scienza, Paul Feyerabend, che, gli scienziati, lavorano meglio se sono al di fuori di ogni autorità, compresa l'autorità della ragione. Quindi filosofo della scienza molto conosciuto. Poi il baritono italiano padovano Renato Bruson e poi, quando secondo me valeva la pena pagare il canone Rai, classe pura, giornalismo proprio fatto benissimo, Gianfranco De Laurentiis. Lui insieme a Giorgio Martino, che invece è romanista come il nostro Francesco, ma bravissimo anche Giorgio Martino. De Laurentiis non si è mai parlano di lui, è scomparso 4 anni fa, 5. De Laurentiis non si è mai saputo che per che squadra facesse il tifo e loro mi sono particolarmente a cari, a me e penso a molti altri, perché, i crearono, inventarono la rubrica l'Eurogol. Al mercoledì c'erano le coppe, si giocavano tutte quante al mercoledì, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, e poi se non sbaglio al giovedì, o se non la sera stessa, ma credo il giovedì, comunque sicuramente un'ora molto tarda, però, era bello, perché l'aspettavi e c'era la rubrica Eurogol, facevano vedere i gol più belli delle coppe europee, non solo riguardo le squadre italiane. Quindi comincia cominciò la Rai a, gettare lo sguardo oltre il cortile di casa. Poi sempre interviste e telecronache assolutamente di grande, ehm, mhmm, anche di grande educazione, quindi non quell'aggressività a tutti i costi, non quella specie certe queste polemiche che si vedono adesso e quindi quando insomma la Rai meritava il sofferto, canone. E poi invece, abbiamo un nome, ehm, molto caro, ci ha lasciato ormai sono, 10 anni, credo fosse novembre, un po' quindi un po' meno di 10 anni. Gilberto Neto, che tutti noi abbiamo amato e conosciuto, un gigante, scrittore, saggista, giornalista, polemista, insomma il profeta del padanismo, ma nel senso più colto, più adesso
lui viveva a Belgirate, credo che adesso riposi a Verbania. E allora ci fermiamo e Francesco, mandiamo Sophie Tucker, Summer's Day. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo in diretta, di nuovo che giorno è, cambio della guardia, vedo doppio Andrea e Sveva, quindi grazie a loro, grazie. Ho indovinato il nome perché io ogni tanto Andrea e Sveva, ovviamente. Allora, grazie davvero per il vostro contributo e proseguiamo con questo che giorno è, procediamo con i genetaliaci. Ero arrivato a Gilberto Neto e passo invece a un calciatore, Cavallo Passo. Era un calciatore che ha vinto credo 2 Coppe delle Coppe con Milan e Fiorentina, parlavo prima delle Coppe.
Luciano Chiarugi da Ponsacco, Pisa, cavallo pazzo per il suo modo di correre. Giocò anche in nazionale, era abbastanza forte, era velocissimo. Io ricordo sempre una finale, credo fosse il 73 o 74, no, più facile fosse il 74, tipo gennaio 74, faceva freddo, e finale di Supercoppa europea tra Ajax, che aveva vinto la Coppa dei Campioni, e Milan, che aveva vinto la Coppa delle Coppe l'anno precedente, a San Siro, assedio, era l'Ajax di Cruyff, assedio totale, cioè il Milan non usciva dall'area, perché era una squadra impressionante, e alla fine vinse il Milan con contropiede, ma dei più classici, di cavallo pazzo che corse. Poi invece al ritorno ad Amsterdam l'Ajax gliene rifilò 6, finì 6-1 se non sbaglio. Una partita che i milanisti non friulani si sono potuti evitare perché la trasmise Telecapodistria, ma non la Rai all'epoca. E me lo ricordo perché nella pubblicità tra primo e secondo tempo Telecapodistria era più emancipata della Rai, ancora bacchettona democristiana, mandò in onda degli spot, e tra questi c'era una silhouette, credo di un Amaro, no? Che aveva come canzone la sigla "Quando mi dici così", cantata da Fred Bongusto. C'era la silhouette, ma solo silhouette e basta, nero, di una donna che dava l'idea di essere discinta, se non addirittura svestita. E mi ricordo che il giorno dopo in classe: "Hai visto, hai visto, hai visto, hai visto". Eravamo insomma piccolini, ma già insomma dell'età in cui si comincia ad avere le prime curiosità nei confronti, diciamo, dell'altro sesso. Però quella era una classe, che infatti fu lì che io iniziai purtroppo questa passione per il calcio, perché io ero appassionato di box, di pugilato, ero appassionati tutti, anche le ragazzine, sto parlando di 50 anni fa, anche o quasi, sì, 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 50 anni fa ormai, anche le ragazzine parlavano solo di calcio, così ho dovuto interessarmi al calcio pure io. Allora, questo per ricordare Luciano Chiarugi. Un altro calciatore meno famoso, dalla carriera meno importante, ma che fu, diciamo, molto popolare per certi aspetti, perché lui usava sempre, quando usciva, quando entrava, il pugno chiuso, quello comunista. Questo faccio più fatica, il pugno chiuso non so se si faccia con la sinistra. Io, scusate, non so, non sono mai stato comunista, non sono anticomunista, non sono mai stato, quindi non so, non so neanche a dire la verità se la mano tesa si faccia con la destra. Credo con la destra, sia il pugno che la mano tesa preferisco evitare, perché non mi appartengono, non fanno parte della mia dimensione. Paolo Solier, che era piemontese, è piemontese, e che giocò nel Perugia. Lui aveva anche la caratteristica, oltre al pugno, anche la maglia bucata sotto l'ascella. Nel 1974, disse Solier, ho tifato anche Lazio, io faccio sempre il tifo per quelle, per quelle là. Allora, poi Jack McInerney, che è uno scrittore piuttosto popolare, famoso, Le 1000 luci di New York. E poi una super, credo sia sondriese, non vorrei sbagliare, non vorrei. C'è qui sopra qui alta, Stefania Belmondo, che ha veramente vinto di tutto e di più. 2 ori olimpici, 3, pensate, 10 medaglie olimpiche, 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Mi sembra sia di Sondrio. Chiedo scusa ai sondriesi e a Stefania Belmondo se potrò stare zitto. Comunque, una cosa è certa, una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi, nel fondo, tutti i tempi, non solo italiana, proprio è un altro, questo è invece amato alla follia, quasi venerato, anche da chi come me non ha tutto questo passione per il ciclismo, anche se ho amato tantissimo Gimondi, a dire la verità. Sto parlando di Marco Pantani, che nel 1998 vinse Giro e Tour. Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia.
E poi disse: a volte c'è chi paga per tutti e chi ingrassa per tutti. Quando lui partecipò alle Olimpiadi in Australia, quelle del 2000, il nuoto italiano cominciò a svettare, cominciò a fare incetta di medaglie, e lui disse la frase sibillina: si vede che hanno trovato la sciolina giusta. In gergo la sciolina giusta vuol dire aver trovato il modo di usare impunemente determinate sostanze, e quindi diciamo che aveva visto quello che gli era successo intorno. So che anche i suoi biografi raccontano che quando era ragazzino, fin da quando era ragazzino, lui aveva un metabolismo pazzesco, quindi l'ematocrito, il famigerato ematocrito, che poi, assurdo, no, lo hanno abbassato. Prima con lui l'hanno usato per squalificarlo nel 99, e poi credo Savoldelli l'anno dopo lo vinse con un ematocrito più alto perché avevano abbassato la soglia. Quindi i biografi dicono che lui aveva un metabolismo fuori dal comune, come molti anni dopo il fondista Schwarz, anche lui battiti praticamente. Leggevo un articolo: Schwarz quando dorme è quasi era quasi morto per il bassissimo ritmo cardiaco che hanno questi che sono super atleti, sono fuori dal comune ovviamente. Anche Schwarz, però Schwarz aveva usato il doping, poi invece lo hanno beccato, diciamo, mi sembra di poter dire che si sono inventati tutto per farlo fuori, un po' come secondo me, secondo molti, hanno fatto con il pirata. Tra le tante ultime idiozie, anche oggi mini patentino nautico ai sedicenni che possono timonare mezzi sino a 115 cavalli di potenza entro le 6 miglia, che è la fascia più pericolosa perché è sotto costa e dove si nuota con mezzi estremamente potenti, con un corso di sole 5 ore. Aspettiamoci i prossimi incidenti. Non erano sufficienti 40 cavalli, altro che monopattini nei nostri mari e laghi. Con tante scuole nautiche e noleggiatori di barche è sempre peggio per chi conosce la nautica, Maurizio. Non ho avuto modo di approfondire, quindi non conosco la materia. Leggo questa critica che arriva da parte di Maurizio. E poi abbiamo Dani da Como che mi scrive: spero di trovare sul podcast la tua trasmissione tutti i giorni, che ovviamente ascolto sempre volentieri, però purtroppo non viene inserita con regolarità. Mamma mia, Dani, non dirmi quelle cose che arrossisco. Non dirmi che arrossisco. Allora, no, no, ha detto che le piacciono le interviste, però i miei complimenti fanno arrossire. Di solito viene inserita il giorno dopo. So che se sul sito della radio la si trova il giorno dopo. Poi magari la settimana scorsa non hai trovato quella di mercoledì, se non sbaglio, perché siamo rimasti sprovvisti di tecnici, quindi avevo fatto solo da mezzogiorno e mezzo all'una, e quindi non c'era nessuna trasmissione da mettere in podcast. Proprio credo fosse proprio mercoledì dovevamo avere Matteo Fais, che invece avremo alle 14.35 per parlare di cosa salvare del pensiero di sinistra. Comunque, grazie Dani da Como, Dani Lariana. E poi facciamo così. Andiamo avanti, se non ci sono telefonate c'è una telefonata. Benissimo, allora la parola a chi ce l'ha. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini di Getta. Buongiorno. Oggi c'è un problema per i lupi, signor Pellegrini, perché ci sono diversi agricoltori che si lamentano. Allora, servirebbero dei provvedimenti immediati e la situazione sfuggirà presto di mano, signor Pellegrini, perché io ho letto un articolo, il signor Steven Bonacorsi di Valbondione chiede qualcosa di urgente sempre per i lupi, e perché la situazione sta sfuggendo di mano. La presenza della specie è diventata un problema di sicurezza pubblica. Questo signore
ha posizionato delle esche, sempre per gli stessi lupi, avendo ottenuto in cambio una bella multa. È un mezzo, secondo me, che rappresenta la disperazione di noi allevatori e un arrangiarsi alla belle meglio, perché si chiami le istituzioni, sempre secondo me, che fanno orecchie da mercante, signor Pellegrini. Gli agricoltori, ha detto questo signore, difendono il loro lavoro anche così. E allora voglio dire, facciamo qualcosa anche noi per questi poveri agricoltori, se è possibile, se no purtroppo sono costretti a chiudere la loro agricoltura. La saluto e buona giornata, sempre. Grazie. So che in Friuli, in Veneto, anche in Lombardia, so che sono previsti dei rimborsi per gli agricoltori e i pastori, però per gli allevatori, non so adesso gli agricoltori, ma penso anche per loro. Quindi c'è questo. Poi eh, l'idea che la convivenza tra uomo e, chiamiamola, natura selvaggia non sia così semplice comunque. C'è l'animalista a tutti i costi che preferisce muoia l'uomo che l'animale, c'è chi ha disprezzo dell'animale perché ci sono anche costoro. Penso che in medio stat virtus o in medium o in medio stat virtus, poi c'è l'ascoltatrice che mi correggerà sicuramente sullo strafalcione latino. Ehm, non ho riscontro questo, cerco di essere curioso e riscontro che però nei confronti del lupo c'è qualcosa di atavico che, comunque fa sì che non ci siano le sollevazioni come quelle con l'orso. L'orso viene percepito evidentemente non come pericoloso, si ha una percezione ancestrale diversa da parte dell'orso. Invece il lupo è sempre stato, diciamo, concorrenziale nei confronti dell'uomo. Abbiamo visto quando, un branco di lupi ha ucciso, sbranato il pony della Ursula von der Leyen, hanno preso il capobranco e lo hanno fatto fuori, l'hanno ucciso, i cacciatori, quello che era, insomma, e non c'è stato nessun verde, nessun ambientalista che abbia detto qualcosa, tutti silenzio. Secondo me, io sono un orso, ma amo tantissimo i lupi. Mi è capitato di vedere sapete, ci sono i visori, c'è questo filmato messo credo in qualche regione forse in Canada, e comunque le telecamere messe fisse, e con il visore li vedi proprio, sei una visione totalizzante, come essere lì. E uno di questi c'è proprio alcuni minuti, c'è un branco di lupi che va avanti e indietro, poi si muovono, eccetera, e sono impressionante, bellissimo, bellissimo. E, vabbè, queste sono chiacchiere in libertà. Facciamo un Petrolini? Ce lo sentiamo un Petrolini, poi vado con i sondaggiati.
Eccoci allora, adesso sempre che giorno è e apriamo la parte dedicata ai rilevamenti demoscopici e andiamo con il termometro politico: 29,4 Fratelli d'Italia, 23,1 il PD, 11 5 Stelle, 8,6 la Lega, 8,2 Forza Italia, Sinistra Verdi 6,5, Azione Calenda 2,6, Italia Viva 2,3. Togliamo la condivisione nel caso ci fosse. Poi abbiamo allora. Come giudica l'eliminazione del fact checking annunciato da Meta? Era ora, i fact checkers sono sempre stati di parte, 30%, sono d'accordo, ma è giusto che le community notes siano realizzate in modo serio, 18,9%, non sono molto d'accordo, 12,8%, pessima notizia, Zuckerberg si è voluto allineare, 28,8%, 9,5%, non so, non intendo rispondere, quindi abbiamo un 48,9 che è d'accordo con questa, diciamo, passo indietro speriamo che sia reale, perché anch'io rientro in questo 48,9 personalmente, ma proprio per lavoro, perché Facebook lo usi per lavoro, per esempio Twitter, X non lo uso, però mi è capitato di rimanere diciamo censurato, perché come vi dico sempre, io pubblico ogni notte che il cielo manda in terra, che Dio manda in terra, pubblico la sinossi delle mie interviste, corredate da fotografie, perché poi in TV quando mi piace far vedere in loop un centinaio di immagini più o meno di solito. E sapete perché mi hanno bloccato? Sammy mi dice: guarda che sei stato bloccato, non me ne ero neanche accorto, è successo più di un anno fa. Vado a controllare, mi hanno bloccato perché sulle pagine di Facebook avevo pubblicato una foto dell'11 settembre, ma non foto pesanti, scabrose, non è neanche da me farlo, ma magari può succedere. No, erano semplicemente le torri gemelle abbattute dagli aerei dei terroristi islamici. Mi hanno censurato, mi hanno bloccato l'accesso per 3 settimane per una cosa del genere. Quindi io sono contento che finalmente questo non possa più succedere. Come è cambiato il rapporto tra lo Stato e i cittadini negli ultimi anni? Secondo lei sempre più severo, lo Stato sempre più severo, 42%, lo Stato più severo con i cittadini, ma comunque persegue i criminali in modo più deciso, 9,4, lo Stato sempre più severo e repressivo con tutti i cittadini, 6,5, lo Stato sempre più lassista con i cittadini comuni, 2,4, sempre più lassista con tutti, 14,6, non mi sembra ci siano stati grandi cambiamenti. 16,5, 8,6 non risponde. A suo avviso in Occidente mediamente i miliardari hanno meritato le ricchezze di cui godono? Sì, 13,9. In buona parte dei casi sì, 25,1, in gran parte dei casi no, 25,9, no, quasi mai, anche per il self-made man alla base c'è lo sfruttamento dei lavoratori delle conoscenze, 31,3, quindi i 57,2% non ama i miliardari, mentre il 39% sì. 3,8 non risponde. È d'accordo con l'affermazione secondo cui se ce la si mette tutta allora si possono raggiungere i propri obiettivi? Sì, molto, 16,5, sì, abbastanza, 36,4, no, poco, i fattori esterni sono molto importanti, 28,4, no, per nulla, si tratta di uno di quei luoghi comuni diffusi spesso da chi vuole giustificare il sistema, 17,3. Non intende rispondere, 1,4. Fiducia nel Giorgia Meloni, siamo a 27, 42,9, molto abbastanza, poco per nulla, 56,5. Commercio al dettaglio: a novembre 2024 si stima per la vendita al dettaglio una variazione congiunturale negativa, meno 0,4 in valore e meno 0,6 in volume. Sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari che
dei beni non alimentari. Adesso vediamo se chiudiamo, se c'è la condivisione, e andiamo agli ultimi sondaggetti, quelli. Allora, questo è un sondaggio Elon Musk, realizzato da Umetra, committente Benny J Italia SRL, spero di aver pronunciato correttamente. Allora, saprà Elon Musk gli dia un voto come a scuola: 58,5 positivo, 34,8 negativo. Pericoloso 44,6, un suo diritto invece 32,4, non sa il 23. Quest'anno si sente ottimista 25,2, neutrale 42,9, 31,9 pessimista. E poi i voti: Meloni 40,2, Tajani 30,9, Conte 29,7, Schlein 27,9, Bonino 26,3, Salvini 24,2, Calenda 21, Vannacci 20,4, Fratoianni 16, Renzi ultimo con 14. I partiti: Fratelli d'Italia 28,6, Lega 8,8, Forza Italia 9,4, PD 23, Sinistra 6, Verdi Sinistra 6,3. Allora mi taccio perché sono le 13:31, ci fermiamo, mettiamo ancora un po' di petrolini Renato Bruson, mettiamo un Renato Bruson, e tra 4 minuti con Maurizio Tortorella per parlare di El Loco, Xavier Milei. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.